Buongiorno e benvenuti. Oggi mi trovo davanti a uno dei punti più belli e panoramici del Sud Sardegna, la Torre di Porto Giunco, proprio sopra Villa Senius. Oggi siamo a Porto Giunco, andiamo a vedere la torre. Seguiamo il percorso, dovrebbe essere un percorso abbastanza semplice. Spettacolo. Porto Giunco, un po' di onde oggi. Questa è la strada che porta alla torre. Sentiero abbastanza percorribile. Dai, fai strada? Alla torre c'era un po' c'è una casetta tutta distrutta. Eh sì, la casetta è un po' rovinata e abbandonata. Siamo in mezzo alla macchia mediterranea. Bello. Torre sempre più vicina. Abbiamo fatto il giro un po' più lungo per fare una passeggiata in mezzo alla campagna. Questo è il panorama che abbiamo trovato salendo con vista Isola dei Cavoli. Sta uscendo anche il sole. Questa è l'isola che abbiamo visitato quest'estate in barca. Panorama incredibile. C'è questo vento, dovrebbe essere scirocco, che porta a terra. Scendendo questo vialetto si arriva a una piccola spiaggetta un po' rocciosa e questa è tutta la macchia mediterranea. Adesso però proseguiamo verso la torre. Ci arrivati. In fondo si vede Cava Usai. Ho pubblicato un video da poco con delle immagini storiche di questa spiaggia risalenti agli anni fine anni 50 e ve lo linko. Eccoci arrivati qua su, sempre più vista Isola dei Cavoli. Siamo arrivati. E questa è la torre che è stata ristrutturata. Adesso andiamo a vederla da più vicino. Sono due vialetti. Andiamo a proseguire in questo. Siamo arrivati in cima. E siamo in cima, no, perché non siamo ancora andati nella torre. Cioè, no. Vabbè, siamo arrivati alla torre. Sì. Ecco c'è un panorama incredibile. Ho messo il setone. Colore incredibile del mare. No, Ed ecco la torre. In tutto il suo splendore. io vado. Questa è la vista bellissima dalla torre. Questa torre è stata costruita nel XVI secolo, durante il periodo della dominazione spagnola. Serviva per difendere la costa dalle incursioni dei pirati. Da qui infatti le sentinelle avevano una vista incredibile sul mare e potevano avvistare le navi nemiche con largo anticipo, comunicando il pericolo alle altre torri che stavano lungo la costa con segnali di fumo o di fuoco. La posizione infatti è strategica,
Qui sotto di me, c'è la spiaggia di Porto Giunco, con questo mare spettacolare, e alle spalle lo stagno di Notteri, dove spesso è possibile anche avvistare i elicotteri rosa. Un contrasto pazzesco tra sabbia, mare e laguna. Eccoci sulla via del rientro. La cosa assurda di Porto Giunco è che da una parte hai questo mare pazzesco e dall'altra, a pochi metri, una laguna con i fenicotteri rosa. È uno di quei posti che sembrano finti, invece è realtà. Ci sono anche i fenicotteri. Bellissimo. Non poteva mancare una visita alla spiaggia, bellissima, quasi deserta in questo periodo. Questo è uno di quei posti in cui la storia incontra la natura, un luogo che un tempo serviva per difendersi e che oggi invece ci regala solo bellezza e silenzio, almeno nel periodo invernale. Se siete in zona Villa Simius, secondo me la salita per la torre vale assolutamente la pena. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine. Se questi racconti sono di vostro gradimento, ricordate di seguire il canale. Ciao, alla prossima!